In occasione della Giornata del Mare e della cultura marinara celebrata in tutto il territorio italiano, all'Arsenale di Venezia è stato ospitato un evento che ha coinvolto oltre 500 ragazzi provenienti da varie scuole da tutto il Veneto. Intento dell'evento promuovere l'importanza del mare non solo sui paesi costieri ma anche per l'entroterra, per le potenzialità di crescita delle economie e della cultura legate ad esso. Un video ha celebrato i 160 anni della Guardia Costiera e le attività che porta in atto, alcune delle quali sono state mostrate al giovane pubblico grazie all'equipaggio della vedetta CP833. I ragazzi hanno potuto anche visitare il sommergibile Enrico Toti, ormeggiato all'esterno dell'Arsenale. Per i ragazzi si sono tenuti momenti didattici e formativi, molti video che hanno mostrato la vita in mare, le specializzazioni e le professionalità necessarie. L'evento è stato promosso dalla Marina Militare, la Guardia Costiera Direzione Marittima di Venezia, dall'Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico Settentrionale, dalla Lega Navale Italiana e dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Biasion Soccorso Stradale, convenzionata con le principali assicurazioni di assistenza stradale, garantisce il soccorso 24 su 24, 7 su 7, con professionalità e competenza. Carrozzeria Biasion e anche molto altro a Piove di Sacco, Padova, Ponte San Nicolò, Cavarzere, Chioggia, Campolongo Maggiore.